Eccoci in diretta, bentrovati, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Abbiamo dedicato gran parte della mattinata, siamo in diretta dalle 9:30 con edizione straordinaria. Ora riprendiamo la nostra prima edizione per il processo a carico di Filippo Turetta, perché ve lo abbiamo ampiamente annunciato, oggi è prevista la sentenza. L'udienza si è aperta alle 9:30, 9:35 puntualmente, ma non essendoci repliche né da parte del pubblico ministero Andrea Petroni né da parte delle parti civili né della difesa, l'avvocato Giovanni Caruso che appunto ha preso la difesa di Filippo Turetta, lo vedete qui all'ingresso in aula, presente anche oggi in aula per la lettura della sentenza. Ecco, il Presidente della Corte ha subito di fatto fatto ritirare in Camera di Consiglio i giudici e annunciando anche per comodità che non prima delle 15 usciranno e verrà pronunciata la sentenza. Sappiamo che la Procura della Repubblica ha chiesto l'ergastolo per Filippo Turetta, che è chiamato a rispondere di una sfilza di delitti. Allora, qui con me ancora la ringrazio, l'avvocato Katia Salvalaggio, che ha seguito queste fasi processuali in realtà molto brevi, proprio flash, questa mattina, avvocato, con un po' di sorpresa anche, no? Per la mancanza di repliche, per la velocità con cui si sono svolte le fasi. Cosa dice? Beh, in mancanza di repliche da parte del pubblico ministero la difesa non avrebbe avuto nulla da replicare, evidentemente. Ma anche alla luce di quella che è stata la requisitoria e poi l'arringa della difesa, credo che poco ci sarebbe stato da aggiungere o che sarebbe stato anche inutile replicare sulle considerazioni fatte dalla difesa. Evidentemente il pubblico ministero ha valutato di aver già detto abbastanza durante la sua requisitoria e non ha ritenuto di ribattere nulla di quanto ha detto il difensore. Allora, naturalmente buona parte anche di questa prima edizione la dedicheremo a delle finestre dal Tribunale di Venezia e riproponendovi magari, per chi giustamente arriva a casa magari adesso per il pranzo e si collega con la nostra emittente, anche quelle che sono state le voci raccolte questa mattina dai colleghi. Ma naturalmente spazieremo anche con le altre notizie dal territorio, perché purtroppo c'è parecchia cronaca anche oggi. E in più oggi è martedì e quindi stasera dalle 21 su Antenna 3, lo sapete, torna l'attualità politica di Ring e allora vi sottopongo quello che è il sondaggio che lanciamo oggi, che è di tutt'altro genere. Non si parla di cronaca, si parla di politica. Prorogare il mandato al Presidente della Regione Luca Zaia fino a marzo 2026, sapete che c'è questo dibattito in corso, non per il terzo mandato, attenzione, non è quella la domanda che vi facciamo, ma la proroga di mandato che evidentemente permetterebbe, vista la data, al Presidente Zaia anche di portare a termine tutta la fase delle Olimpiadi di Cortina Milano che proprio sotto il suo mandato sono state ottenute dal territorio lombardo e veneto. Allora, per rispondere di sì, lo sapete, qual è il numero? Lo vedete in sovraimpressione, 0422 1626 691, il no 0422 1626 690. Sapete che basta chiamare e poi la vostra preferenza viene registrata e stasera nel corso di Ring con Ferdinando Avarino vedremo quello che è l'esito del sondaggio. Allora, in regia io ringrazio sempre Francesco Cerone, Alberto Pivetta che stanno proseguendo questa lunga diretta iniziata stamattina. Vedo pronta, vediamo se mi sente, Ilaria Marchiori, eccola qua, dall'esterno del Tribunale di Venezia, in corso la Camera di Consiglio, non prima del pomeriggio la sentenza a carico di Filippo Turetta. Ilaria, a te, buongiorno. Sì, buongiorno a Telina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui tutti in attesa di quella che sarà la sentenza per sapere se la Corte d'Assise deciderà per l'ergastolo o meno a carico di Filippo Turetta. Questa mattina si è aperto, come tutte le altre udienze, alle ore 9:30. Il Presidente Manduzio ha chiesto se ci fossero repliche o controrepliche e non ci sono state né da parte del pubblico
ministero né da parte della difesa, dunque dell'avvocato Caruso. È stato chiesto anche se l'imputato, dunque Filippo Turetta, avesse qualcosa da dire in ultima battuta, ma il suo legale ha ribadito che non c'era più nulla da dire. Così poi si sono appunto ritirati, come ha anticipato, in Camera di Consiglio, e l'appuntamento sarà nel primo pomeriggio, e da lì capiremo, sapremo dopo un anno di distanza, poco più di un anno di distanza dall'uccisione di Giulia Cecchettin, quale sarà il verdetto, la sentenza per Filippo Turetta. Lui è entrato in aula, aveva una felpa grigio scuro, ovviamente è durato molto poco, quindi non lo si è nemmeno potuto vedere più di tanto. Si è seduto accanto al suo legale, anche questa volta sempre con la testa bassa, dopodiché siamo usciti tutti dall'aula perché appunto è stato molto veloce, quindi capiremo anche più tardi, anzi lo vedremo, quale sarà la sua reazione, se avrà una reazione, perché ricordiamoci che non meno di una settimana fa il suo legale ha detto a lui interessa poco ergastolo o meno, ci aveva detto anche fuori microfono quello che a lui è dispiaciuto tantissimo essere apparso come una persona che aveva preso in giro la corte, il pubblico ministero, perché ci aveva detto poi il suo avvocato, sempre ribadisco fuori microfono, così appunto non è stato. Questo sembra fosse il dispiacere maggiore in quest'ambito qui, perché tanto lui sa di dover pagare e quindi fondamentalmente, detta proprio così, poco gli cambia se si tratti di ergastolo o meno. Questo quanto c'era stato appunto, quanto era emerso la scorsa settimana. Abbiamo visto in aula il papà di Giulia, Gino Cecchettin, lo zio, i vari zii, Andrea Camerotto, lo zio Alessio, c'è la nonna e ovviamente tutti i loro legali, dunque l'avvocato Tigani, l'avvocato Gentile che difende la sorella Elena, e poi gli altri avvocati, insomma tutte le parti civili presenti in aula. Dichiarazioni non ne sono state fatte se non molto, molto velocemente. Prima che entrasse la Corte c'è stato un momento in cui il difensore di Filippo Turetta, l'avvocato Giovanni Caruso, si è recato in prima battuta dalla nonna di Giulia, si sono detti due parole, si sono stretti la mano, dopodiché anche da uno zio, poi da Gino, e poi c'è stato anche un abbraccio con l'avvocato di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, ovviamente tra colleghi. Poi l'avvocato Caruso ci ha detto che fondamentalmente i contenuti di questi pochi scambi di battute tra di loro, lui fondamentalmente ha detto che non ha mai avuto nessunissima intenzione di mancare di rispetto, che crede appunto di non averlo fatto, che quella però era la sua linea difensiva e che lui ha un altro ruolo, ma che ha sempre avuto estremo rispetto per tutta la famiglia e naturalmente nei confronti di Giulia stessa. Ecco, questo è il quadro fondamentalmente di quanto accaduto questa mattina. Siamo qui in attesa, tantissima stampa, tantissime telecamere, davvero ci sono colleghi sia di carta stampata che di televisioni nazionali, immagino che alcuni li avrete anche visti anche tramite le nostre telecamere, sia fuori dal tribunale che qui fuori dall'aula, tutti in attesa di sapere quale sarà il verdetto odierno per Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Allora, sì, l'avvocato Caruso, forse avvocato Salvalaggio, ha approfittato di quel momento per chiarire, dopo che c'era stato quello scambio con Gino Cecchettin, no? Avrà avuto anche umanamente lo slancio, giustamente, di andare a stringergli la mano per
per chiarirsi faccia a faccia, che è la cosa probabilmente migliore in questo caso. Allora, la stretta di mano con Gino Cecchettin. Quindi andiamo a ripercorrere queste brevi battute, dicevamo, dichiarazioni raccolte in velocità dal nostro Christian Arboit, che è stato molto bravo perché è riuscito a intercettare e così cronologicamente ripercorriamo un pochino quello che è successo in pochi minuti, parliamo davvero di una ventina di minuti, mezz'ora tra l'arrivo e poi quando la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio. Ha intercettato l'avvocato Caruso al suo ingresso. Sentiamolo. Avvocato Caruso, buongiorno, salve. Solo per chiederle, Turetta sarà in aula, solo questo? Turetta sarà in aula, sì. Rilascerà dichiarazioni spontanee? No, non è in programma. Non sono in programma. No, sono in programma. Ecco, e avvocato, cosa prevede oggi come tempistiche? Ci può dire qualcosa? Non ho la palla di vetro. Lei farà delle controdeduzioni? No, non replicherò. Non replicherà, questo lo possiamo dire. Sì, sì. E così poi l'avvocato Caruso ha fatto effettivamente, abbiamo detto, anche perché, come diceva l'avvocato Salvalaggio, il PM ha preferito non aggiungere nulla. C'era stata una lunga requisitoria, l'interrogatorio lungo poi del 25 ottobre con Turetta, 6 ore addirittura, si era ripercorso pezzo per pezzo proprio quei terribili 4 giorni prima del delitto e quando il delitto è stato consumato, e poi naturalmente la fuga pianificata con la famosa lista, eccetera. Allora, sempre in termini di dichiarazioni raccolte, allora facciamo così: se poi ci colleghiamo con il collega Christian Arboit, quello che abbiamo visto adesso era l'avvocato Caruso all'ingresso. Andiamo a sentire le considerazioni che ha fatto poi all'uscita, sottolineando che con la Camera di Consiglio in corso non avrebbe potuto naturalmente entrare nel merito del procedimento, ma si è soffermato sulle polemiche, chiamiamole così, no? Sull'ondata di così sdegno, chiamiamolo sdegno, ma in realtà non c'è motivo, per la sua arringa difensiva di Filippo Turetta, che poi aveva scatenato anche la reazione di Gino Cecchettin. In questi giorni è stato oggetto di critiche anche feroci sui social. C'è stata una pronuncia anche della Camera Penale che l'ha supportata. Come ha vissuto questi giorni? Beh, non mi ha fatto piacere, ma io comprendo perfettamente le reazioni umane, la ferita, il dolore che qualsiasi parola in difesa dell'imputato avrebbe potuto provocare nei prossimi congiunti di Giulia Cecchettin. Quindi questo ne sono assolutamente consapevole. Diverso però è ritenere per gli addetti ai lavori e anche per voi giornalisti, mi sembra di poter dire, che non sono stati oltrepassati in alcun modo i limiti della continenza formale e i limiti della costituzionalmente riconosciuto diritto costituzionale appunto di difesa. Questo è il mio modo di vedere, quindi massimo rispetto e massima considerazione per il dolore dei prossimi congiunti, ma consapevolezza anche di aver fatto il mio dovere. Quindi di aver esercitato appieno il dovere di difesa. Non è solo un diritto, è un dovere costituzionale, questo sì, ho la coscienza assolutamente a posto. La coscienza assolutamente a posto, ha detto l'avvocato Caruso. Il nostro Christian Arboit ha intercettato anche Stefano Tigani, che è l'avvocato di Gino Cecchettin. Sentiamolo. Avvocato, che speranza, che stato d'animo ha oggi? Le speranze sono finite nel momento in cui abbiamo saputo che Giulia è morta un anno fa. Il resto è processo. Senta, avvocato, Gino Cecchettin è già all'interno, non ha rilasciato dichiarazioni, lei ha avuto modo di parlare con lui? Beh, noi ci sentiamo sempre, però non abbiamo parlato in particolare della giornata di oggi. Ci si scambia sempre un abbraccio, ci si vede domani, in bocca al lupo, sempre così. Alla sesta udienza, che cosa possiamo dire di questo processo? Come è andato? Direi che possiamo commentare questo processo solo nel momento in cui avremo visto le motivazioni della sentenza. Di resto sarebbe solo chiacchiera, inutile, non ha senso. Anche oggi c'è in aula Filippo Turetta, questo può avere un peso, il fatto che lui sia presente? No, l'imputato ha sempre diritto di essere presente, per cui non è né un premio né una nota negativa. L'imputato ha diritto di essere presente e se vuole essere è giusto che ci sia.
Voi ribadite chiaramente la vostra linea, che è quella appunto della massima responsabilità. Sì, assolutamente, secondo noi, lo abbiamo detto in tutte le salse, l'imputazione è perfetta, le aggravanti ci sono tutte e dopodiché se la Corte le riterrà sussistenti la matematica del codice la conosciamo bene tutti. Allora, questo è lo stato dell'udienza che si è svolta molto velocemente di questa mattina e delle considerazioni che hanno fatto i legali, senza, lo abbiamo detto, entrare nel merito, col momento anche di umana vicinanza tra l'avvocato Caruso di chiarimento e Gino Cecchettin. E adesso siamo in attesa del pronunciamento della sentenza, non solo noi, ma l'avete sentito davvero i tantissimi colleghi che sono presenti in tribunale e l'opinione pubblica in generale. Nei giorni scorsi l'Italia ha preso atto dell'ergastolo a Impagnatello, che insomma, la vicenda di un'altra Giulia, purtroppo Giulia Tramontano, diversa per le modalità senza dubbio di tutta la vicenda, ma con l'esito che è stato, ai noi, lo stesso, e oggi, a distanza di pochi giorni, siamo qui ad attendere l'esito invece di questo processo, che si è svolto con rito abbreviato senza lo sconto di pena, quindi l'abbiamo detto e ridetto, Turetta rischia l'ergastolo, è la pena che ha chiesto il pubblico ministero Petroni e non prima delle 15 uscirà dalla Camera di Consiglio la Corte. Secondo la sua esperienza, avvocato, che previsioni possiamo fare? Le 15, non prima, quindi potrebbe essere anche più tardi. Vengono rispettati gli orari, quando si dice ci vediamo fra un'ora poi diventa un'ora e mezza, non prima delle 15 ha detto il Presidente, peraltro non ha detto ci vediamo alle 15, quindi penso che dovremmo aspettare un po' di più delle 15, se devo dirla tutta. Per un caso che appunto, stando all'opinione pubblica, è piuttosto semplice, ma non è così in fase processuale evidentemente. Sì, oddio, ci sono diversi reati, ci sono diverse valutazioni sulle 3 circostanze aggravanti, poi il fatto in sé è abbastanza chiaro, al di là della confessione ci sono un sacco di prove, per cui sulla colpevolezza dell'imputato non c'è neanche da discutere, è tutto sulle aggravanti, le attenuanti, sul bilanciamento delle stesse. Il fatto che ci siano i giudici popolari giustifica una Camera di Consiglio così lunga, perché i giudici devono spiegare le questioni tecniche ai giudici popolari, che ovviamente non sono dei tecnici del diritto. E che lei diceva già durante la diretta di stamattina, per sua esperienza tendono a in qualche modo propendere per l'aggravamento della pena generalmente, piuttosto che per... Sì, l'esperienza che ho io, sì, i giudici popolari tendono ad influire sulla quantificazione della pena e tenendola più in alto, perché comunque sono il portato, la rappresentanza di quello che è il sentire popolare, è una rappresentanza della gente della strada, e se noi andiamo a vedere, se lanciassimo un sondaggio sull'ergastolo sì, ergastolo no, io non avrei dubbi su quello che è il risultato dell'opinione e del sentire popolare, per cui essendo i giudici popolari dei rappresentanti della gente comune, credo che si influisca molto da questo punto di vista. Che abbiamo visto comunque partecipare a questo processo con sguardi, con attenzione. È un compito non da poco quello di essere chiamati, soprattutto in un caso come sì. questo, no? Sì, io penso che sia la cosa più difficile del mondo. Io ho scelto un mestiere diverso, ho scelto di stare dall'altra parte. E io rappresento le persone che si rivolgono a me, però poi è una terza persona a decidere, io non vorrei essere il giudice. Sì, è comunque, no. Comunque in gioco, tra virgolette, la vita delle persone dall'una e dall'altra parte. Certo, no? La responsabilità sulla vita delle persone ce l'ha il giudice, è lui alla fine che decide.
E dunque, allora, Ilaria Marchiori ha raggiunto, intervistato davvero in una ressa di colleghi, ma è stata molto brava, lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, che è stato il primo, lo ricorderete, tra i familiari della famiglia Cecchettin e Camerotto a esporsi anche con la stampa all'epoca in cui ancora si lanciavano appelli per il ritorno dei due ragazzi. Sentiamo cosa ha detto ai cronisti. Ci sono dei desideri nella famiglia, ma non siamo noi che decidiamo, quindi attendiamo fiduciosi la sentenza giusta per Filippo. Ho già detto che non vincerà nessuno. Sì, l'ho scritto ieri, non vincerà nessuno perché noi abbiamo perso Giulia, la famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me. Lui non può, perché la giustizia gli dà la possibilità di risollevarsi socialmente, uscire dal carcere e non essere più l'assassino di Giulia. Lo sarà sempre e questo è il suo più grande peso. Giulia ha detto che non l'hanno convinta le lacrime di Filippo in aula. Sicuramente sì, è già passato un mese da quando insomma gli hanno fatto l'interrogatorio. Io non l'ho sentito emotivamente vicino alla tragedia che ha creato. Lui si sta rendendo conto, si è reso conto in questo periodo che probabilmente anche i suoi avvocati e le persone che lo seguono in carcere l'hanno fatto consapevole di cosa sta andando incontro. Io penso che una persona che è stata libera fino a un anno fa e si ritrova a dover pensare di passare la sua vita, insomma la sua giovinezza in carcere, lo facciano piangere. Lui non ha mai nominato Giulia nel suo percorso, nel suo interrogatorio, o forse una volta. L'ha nominata pochissimo anche nel memoriale, scriveva lei, io l'ho letto quel memoriale. L'ho trovato anche un po' insulso, se vogliamo, nel modo di scrivere, insomma non era così da ragazzo di 22 anni, sembrava più da ragazzetto, insomma crudo, immaturo. A voi famiglia non ha neanche mai chiesto scusa? Beh, lui l'ha detto direttamente in aula quel giorno, non mi sento di chiedere scusa, bisogna anche provarci, io credo che bisogna anche provare. Allora, premetto che io non sono per il perdono, io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. Prima non eravamo coscienti, mio cognato l'ha detto, anch'io ero come mio cognato, si leggeva la notizia, si assaporava la disgrazia, si girava pagina e ognuno ha la propria vita. Bisogna farsi delle domande da ora in poi. Per questo c'è la... Così dunque questa è una parte della lunga intervista realizzata ad Andrea Camerotto dai colleghi che sono in tribunale a Venezia, da Venezia a Treviso, perché oggi si apre a Palazzo di Giustizia un altro processo per un femminicidio, quello di Vanessa Ballan. Parliamo di Riese Pio X, il delitto lo scorso anno, un uomo con cui Vanessa aveva avuto una relazione, si è introdotto in casa e l'ha uccisa mentre lei era in attesa del secondo figlio. Per noi ci sono Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto in diretta. Daniela, a te, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'udienza preliminare a carico di Bujar Fandai, che è iniziata alle 11:20 ed è terminata dopo esattamente 40 minuti, dove la difesa di Bujar ha chiesto il rito abbreviato, cercando di far decadere la premeditazione. Ricordiamo che lui è accusato di omicidio volontario premeditato. Questa ipotesi è stata già
diciamo è già stata eliminata, perché il GIP De Stefani ha già detto assolutamente di no, però ovviamente oggi adesso si è ritirata per il rinvio a giudizio, che insomma dovrebbe essere abbastanza, dovrebbe essere certo il rinvio a giudizio per omicidio volontario premeditato. E qua, quando siamo arrivati, c'erano tutti i parenti di Vanessa, c'erano la mamma, il papà, il fratello, il compagno di Vanessa con altri parenti. Sono potuti entrare in aula solo i familiari, le persone che si sono costituite parte civile, e sono stati momenti difficili. Hanno cercato di dividere, di spostare le sedie per evitare il contatto tra la famiglia, che comunque è molto tesa, e Bujar. Quando lui è entrato hanno chiuso la porta, però al termine dell'udienza il papà ha cercato il contatto con Bujar, voleva parlare con lui, ma la polizia penitenziaria lo ha allontanato. Quindi insomma potete capire la tensione, momenti difficili anche per questa famiglia, che per la prima volta vede l'assassino della propria figlia e del nipote, perché ricordiamolo, hai detto tu Lina, portava in grembo un bimbo. L'ho visto per la prima volta davanti. Ora la GIP De Stefani si è ritirata per decidere, dovrebbe essere a momenti la decisione, la famiglia rimane lì ad aspettare, e questa è la situazione insomma per ora. Lina, fra un'oretta circa dovrebbe iniziare anche un'udienza che riguarda invece un altro femminicidio, quello di Margherita Ceschin, uccisa allo giugno del 2023 a Conegliano, perché si dovrebbero riunire i fascicoli dei primi arresti con quello dei secondi arresti. Parliamo di Candy Maria Rodriguez e di José Matteo Garcia, che sarebbe quest'ultimo l'autore materiale, l'autore materiale del delitto. L'avvocato di Matteo Garcia ci dice che chiederà, e non ci ha detto ovviamente cosa perché l'udienza deve ancora iniziare, ma qualcosa che potrebbe portare ad una svolta clamorosa di questo omicidio, quindi poi attenderemo di capire qualcosa in più proprio al termine dell'udienza. Per quanto riguarda invece Vanessa Banal, ricordiamo il giudice ha detto che rientrerà intorno alle 13 per la decisione e poi per fissare la prossima udienza. Lina, da qui dal Tribunale è tutto, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie per questa cronaca Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto, quindi anche qui vedremo come si evolverà. Davvero è una settimana, no, Katia, di procedimenti purtroppo legati a questo fenomeno davvero tutti, dilagante e spregevole. Tutti, è una settimana veramente densa di processi che non vorremmo, non dovremmo vedere, però questa è la realtà. Già, allora prima di andare in pubblicità chiederei cortesemente alla regia di proporci rispetto al processo Turetta l'intervista che abbiamo realizzato all'avvocato bellunese Maurizio Paniz, secondo cui la pena dell'ergastolo chiesta dall'accusa di fatto è una pena di morte senza, dice, funzione rieducativa. Io, dice, avrei disposto una perizia psichiatrica e chiesto 27 anni da scontare fino all'ultimo giorno. Sentiamolo. Non voglio entrare nel campo delicatissimo dei giudici, perché fare i giudici è molto molto difficile, soprattutto in vicende di questo genere. Io personalmente avrei disposto una perizia per valutare intanto lo stato di capacità di intendere e di volere di Filippo Turetta, e poi se avessi dovuto dare una pena allo stato dei fatti avrei dato 27 anni. Però i 27 anni dal mio punto di vista devono essere scontati tutti dal primo all'ultimo giorno. Secondo l'avvocato bellunese Maurizio Paniz, la pena dell'ergastolo chiesta dall'accusa per Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, di fatto è una pena di morte senza funzione rieducativa, così come evidenziato in aula anche dal difensore dell'imputato, il professor Caruso. La condanna da scontare però, dice Paniz, deve essere certa. Il tema vero è decidere se in un ordinamento
nell'ordinamento civile la pena dell'ergastolo è ancora compatibile o non compatibile con il principio della Costituzione per il quale la pena deve essere proiettata ad una riabilitazione nella società civile dell'autore del reato, anche dei reati più efferati, più difficili da accettare sul piano morale e sul piano della vita sociale, come nel caso di Giulia, che sicuramente ha subito una fine che è totalmente ingiustificata sotto tutti i punti di vista, perché l'efferatezza del delitto nessuno la può mettere in discussione. Secondo Paniz, l'arringa del collega Caruso, definita irrispettosa da Gino Cecchettin nei confronti di Giulia, è stata invece corretta. Credo che la difesa sia stata corretta, che abbia rispettato il dolore della famiglia, il dolore di tutti coloro che conoscevano la vittima. Non mi pare che sia stato mai superato il limite che deve essere imposto anche al difensore, e naturalmente posso capire perfettamente la posizione del papà che ragiona in termini soprattutto emotivi, però ho visto con molto piacere nelle dichiarazioni di oggi che ha detto accetterò comunque la pena che verrà ritenuta corretta da parte dei giudici. L'avvocato analizza poi la risonanza mediatica data al caso. Certamente il mondo mediatico tocca le corde dell'emotività, ma i giudizi non devono essere legati all'emotività, devono essere legati all'obiettività degli elementi, e tutti gli elementi da discutere sono quelli che vengono presentati dal pubblico ministero e dalla difesa, e poi sta al giudice valorizzarli. Questa dunque l'opinione espressa dall'avvocato Maurizio Paniz. Sono ormai le 12:30 passate, io devo salutare e ringraziare Katia Salvalaggio, avvocato, ringrazio io voi tutti, che è stata con noi a farci compagnia e a darci naturalmente un supporto tecnico in questa mattinata di diretta dedicata in edizione straordinaria al processo Turetta. Stia qui Katia 2 secondi che adesso la liberiamo, intanto andiamo dalla collega Valentina Visentin perché prosegue il caso a Vigo d'Arzere, del B&B affittato e occupato, una trentina addirittura gli occupanti che non se ne vanno più. Come sta evolvendo, Valentina? Sì, buongiorno, ci sono proprio delle novità perché in questo momento all'interno del B&B occupato ci sono i carabinieri della compagnia di Padova, è arrivato anche il comandante provinciale, il colonnello Michele Cucuglielli, perché si sta provvedendo a individuare dove è avvenuto l'allacciamento abusivo alle utenze. Ecco, li vedete proprio adesso in questo momento il sopralluogo dei carabinieri, perché i nomadi che hanno occupato abusivamente questo B&B di Ponte Vigo d'Arzere si sono allacciati abusivamente alle utenze degli altri condomini. Sentiamo se il comandante provinciale ci può rilasciare qualche dichiarazione. Facendo dei sopralluoghi, tutto qua, grazie. Ecco, avete sentito, ci sono i sopralluoghi perché cos'è accaduto? In un primo tentativo di sgombero il proprietario aveva staccato le utenze e quindi quando i nomadi sono rientrati forzando la serratura ha trovato il modo per allacciarsi in modo illegale alle utenze degli altri condomini dello stabile, rubando di fatto fornitura elettrica e tutte le altre, l'acqua e l'elettricità. Oggi i carabinieri sono intervenuti e in questo momento si sta cercando di trovare il punto per rimuovere questo allacciamento abusivo. I nomadi sono all'interno di questo B&B da metà ottobre, quando l'avevano affittato per 4 giorni, ma poi da 2 persone sono entrati sempre di più, ci sono anche dei minori e qui sta poi la difficoltà nell'effettuare lo sgombero del fatto. Ora si è interessata la procura dopo le denunce ai carabinieri e anche il ministro dell'interno Piantedosi, che ieri era a Venezia e che ha detto che in tempo breve questa situazione verrà risolta. Sentiamo le parole del ministro e la ricostruiamo la cronaca di quanto accaduto nel nostro servizio. L'accusa di insolvenza fraudolenta e ci sarebbero già 3 indagati per la vicenda del B&B occupato a Ponte Vigo d'Arzere da un gruppo di sinti che dopo averlo affittato per 4 giorni si è stabilita in pianta stabile e non vuole più lasciare l'appartamento di proprietà di un professionista padovano che l'aveva ristrutturato e adibito a struttura ricettiva. La procura di Padova ha aperto un'indagine dopo la denuncia fatta ai carabinieri e presto potrebbe esserci un nuovo sgombero, come auspicato anche dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ieri era a Venezia e ha affrontato il tema dell'identità
l'identificazione nelle strutture alberghiere per i B&B e appartamenti per soggiorni brevi, facendo riferimento al sistema delle key box che non può funzionare così e al caso specifico di Ponte Vigo d'Arzare. Io non so quanto questo sia dovuto all'utilizzo del cesso così. Chiaramente si tratta di una situazione di occupazione abusiva, adesso lo affronteremo con le autorità. Beh certo, prima o poi insomma non è una situazione, è un'occupazione abusiva, quindi sicuramente è riusciti a sgomberarli. Lo vedremo. Un primo tentativo di allontanare il gruppo di Sinti che si è insediato da metà ottobre anche con alcuni bambini e che continua a portare gente nuova c'era stato qualche settimana fa, quando il proprietario aveva fatto cambiare la serratura dell'appartamento, ma i nomadi erano riusciti a scassinarlo e a riappropriarsi illegalmente dell'alloggio. Per di più, visto che il proprietario aveva staccato le utenze, loro si sono allacciati abusivamente a quelli degli altri condomini a cui stanno rendendo la vita impossibile con continui schiamazzi e feste a tutte le ore. Ed è veramente un clima di paura e di tensione quello che stanno vivendo i condomini di questo stabile per le minacce ripetute che hanno ricevuto da questi nomadi, minacce che sono state rivolte anche al proprietario del B&B. Ora la situazione insomma si spera venga risolta nel più breve tempo possibile. Il problema è che ci sono appunto anche dei minori all'interno e veramente è difficile poter parlare con gli altri condomini perché hanno tutti molta paura. Noi ieri siamo venuti qui, ci hanno controllato finché non ne siamo andati via, sono rimasti alla finestra a controllare tutti i nostri movimenti finché non ce ne siamo andati. Ora appunto con l'intervento dei carabinieri si vedrà insomma oggi se si arriverà al definitivo allo stacco definitivo delle utenze. È un caso che ha ovviamente attirato l'attenzione non solo mediatica ma anche dell'opinione pubblica, tanti padovani che hanno commentato questa vicenda. Io vi lascio con le loro voci, restituisco la linea allo studio, ovviamente se ci sono novità vi faremo sapere nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. La vicenda di Ponte Vigo d'Arzare, quel signore che aveva un B&B, l'ha affittato a delle persone, in realtà queste persone erano zingari, adesso sono entrati e le l'hanno occupato. Sì, io sono contraria veramente, perché ce ne sono troppi, diciamo, ce ne sono proprio troppi, magari non denunciati, non... Era tutto regolare, solo che praticamente si ha affittato delle persone, queste persone in realtà poi erano zingari e quindi adesso gli stanno occupando la casa. Insomma Vabbè, ne sappiamo qualcosa di occupazione della casa, esatto, ne sappiamo. Beh, speriamo che qualcosa cambi, va bene? Ma roba da matti, cioè cosa devo pensare, scusa. No dai, come si fa? Cioè la casa non è tua, uno. Entri dentro, tra l'altro dopo aver pagato per un B&B per 4 giorni, 4 giorni te ne appropri così, è come se scelgo quella macchina, la scassino e me la prendo e me la porto via, cioè ma scusa, ma che senso ha? No, non era mai successo qua in zona, per questo non avevo mai sentito ecco, una cosa del genere. Strana, bella inventiva anche da un lato, ma per carità. Mi trovi sfavorevole al 1000%, però questione di scelte politiche purtroppo, non di noi cittadini. Ecco, insomma questo signore aveva questo B&B, pensava fossero turisti, invece erano zingari e adesso non vogliono più andarsene. Cosa si potrebbe fare? No, beh, questi B&B devono essere controllati, cosa che non sono controllati. Non sono controllati da nessun punto di vista, né economicamente né niente. Io lavoro in ospedale, c'è gente che sta qua per una settimana, per motivi di salute spende 1.200 euro al mese, alla settimana. Sarà la prima volta ma non sarà l'ultima purtroppo e questi B&B fanno discutere, no? Però evidentemente c'è anche molta aggressività tra le persone, anche l'ingiustizia sociale viene combattuta un po' in maniera autonoma e questo non va bene. Non è assolutamente giusto che persone si appropriano delle case altrui, non mi sembra il caso che occupano delle case di persone senza pagare l'affitto, pagare come fanno le persone normali, insomma, è giusto.
Questo dunque è l'opinione. Allora grazie ai colleghi di Padova per il collegamento. Noi adesso dovremmo andare in pubblicità. Prima vi ricordiamo il sondaggio che abbiamo lanciato all'inizio di questa nostra prima edizione in vista di Ring questa sera. Lo vedete in sovraimpressione. Cosa ne pensate dell'ipotesi di prorogare il mandato del Presidente della Regione Luca Zaia fino a marzo 2026, mandato che evidentemente scadrebbe prima, ma che in questa maniera riuscirebbe a coprire l'evento Olimpiadi fortemente voluto tra l'altro proprio dal governatore Zaia. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. State già telefonando in parecchi, continuate a farlo naturalmente, sapete che l'esito poi lo scopriremo tutti insieme nel corso di Ring questa sera dalle 21 su Antenna 3. Noi, ve lo ricordo, siamo in attesa dopo le 15 di farvi sapere, di annunciarvi anche la sentenza del processo a Filippo Turetta. Intanto andiamo avanti con altre notizie di cronaca, ora in pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta da studio, eccoci di nuovo con voi, prima edizione di Antenna 3, siamo in diretta però dalle 9:30 di questa mattina, ve l'ho già ripetuto diverse volte perché stiamo attendendo per il pomeriggio l'esito dell'ultima udienza del processo a Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Allora, la Corte che si è ritirata in Camera di Consiglio poco dopo le 9:30 di questa mattina, la Corte presieduta dal giudice Stefano Manduzio ha annunciato che non uscirà dalla Camera di Consiglio prima delle 15, il che non significa naturalmente alle 15 precise, quindi noi siamo pronti a darvi in diretta quando sarà il pronunciamento della sentenza a carico di Filippo Turetta, accusato, lo sappiamo, di omicidio, sequestro, porto d'armi, occultamento di cadavere della povera Giulia Cecchettin. Nel frattempo andiamo avanti con altra cronaca, altre notizie dal territorio. E ripartiamo da una notizia che ci dispiace molto dare, anche umanamente noi come redazione ci stringiamo davvero agli amici e ai familiari di Petra De Zanet, la vedete qui nella foto. Petra De Zanet, trevigiana, è stata dipendente della provincia, molti sicuramente l'avranno un po' di anni fa incontrata dietro al bancone del bar di Sant'Artemio, ma non solo, era stata consigliera comunale e poi soprattutto si era battuta proprio per i diritti delle donne contro le violenze di genere. Il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni, che non era nelle stesse file all'epoca in Consiglio Comunale con Petra, tra il 2013 e il 2018 dice durante il mandato che abbiamo fatto, pur provenendo da esperienze appunto politiche diverse, ho conosciuto una donna in prima linea nella lotta per i diritti, l'ho ammirata per il suo essere libera, non ha mai accettato diktat politici, ma ha sempre ragionato in autonomia, assumendosi anche il peso di battaglie che potevano essere sconvenienti, non rinunciando ai suoi valori e ai suoi ideali. Conviveva da anni purtroppo con una malattia che durante il periodo delle faticose cure non aveva mai, e anche durante il periodo delle faticose cure non aveva mai perso la voglia di rendersi utile, raccontando la malattia e sensibilizzando le donne sull'importanza della prevenzione. E conclude: l'ho ammirata tanto per la sua forza in questi anni, mancherà molto a tanti. Così Petra De Zanet, che vogliamo ricordare anche noi con grande dispiacere davvero per questa perdita, tra l'altro di poche settimane fa, e anche la mancanza, la scomparsa di un'altra rappresentante davvero della forza contro la malattia, Ombretta Frezza, che era amica tra l'altro di Petra De Zanet, quindi davvero due lutti che colpiscono molto, in particolare naturalmente a Treviso, tra chi conosceva queste due donne. Andiamo avanti con la cronaca. Dopo essere stato sfrattato, aveva trasformato il garage nella sua abitazione. È stato trovato morto lì sabato Marco Magrin, 53 anni, originario di Campo San Piero, ma residente da qualche tempo in un condominio del quartiere di San Liberale a Treviso, dove si era trasferito da poco. A rinvenire il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione degli amici che non avevano più sue notizie da alcuni giorni. Purtroppo, quando
quando i soccorsi sono arrivati non c'era più nulla da fare. Marco era già deceduto a causa di un malore. Aveva passato un periodo complicato anche a livello di salute, soffriva di problemi cardiaci. Come detto, originario del Padovano, viveva da pochi anni a Treviso e nonostante le difficoltà negli ultimi mesi si stava impegnando per rimettersi in carreggiata. Aveva trovato lavoro in un'azienda di Canizzano. Purtroppo non aveva trovato evidentemente un'abitazione e anche le condizioni di salute sono risultate evidentemente incompatibili con un alloggio come un garage al freddo. Dalle prime ore di stamattina invece a Mestre, Padova, Conegliano, i carabinieri della compagnia di Mestre stanno eseguendo 11 arresti di cittadini nigeriani per traffico di droga. Operazione che coinvolge anche il territorio di Campobasso e che vede impegnata anche l'Arma delle province interessate, supportata dalle unità cinofile del nucleo carabinieri di Torreglia e dalle squadre di intervento operativo del 4° battaglione mobile Veneto. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica Lagunare. Le indagini hanno riguardato lo spaccio di droga a Mestre nel quartiere Piave da giugno a ottobre dello scorso anno e dopo una ricognizione della cronaca torneremo anche sul Comitato Sicurezza che c'è stato ieri a Venezia proprio sul tema dell'ordine pubblico tra Venezia e la terraferma. Si è verificata un'altra tragedia, stavolta a Carmignano di Brenta. Un 32enne ha attraversato in bicicletta i binari venendo travolto da un treno. La vittima era un operaio e sarebbe passato in un punto vietato. Aveva appena finito il suo turno di lavoro e con la bicicletta ha tentato di attraversare i binari, ma è stato travolto dal treno che stava passando proprio in quel momento. L'urto violento non ha lasciato scampo a Moussa Kande, 32enne della Costa d'Avorio, investito e ucciso a Carmignano di Brenta. L'uomo arrivato in Italia nel 2016 viveva a Vicenza e lavorava da 4 anni come operaio alla Brenta Recycling di Grantorto. Al momento dell'incidente era in sella alla sua bici e secondo i primi rilievi avrebbe tentato di attraversare i binari nei pressi della stazione di Carmignano in un punto in cui non è consentito il passaggio. È stato investito da un treno merci che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il 32enne è deceduto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La linea ferroviaria è stata interrotta. Torniamo sulla tragedia del Nattisone a Premariacco in provincia di Udine, perché proprio la Procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati 4 persone, 3 vigili del fuoco che evidentemente si occuparono degli interventi di quel giorno e un operatore della Sores. Sentiamo quali sono le contestazioni. Sono 4 gli indagati per omicidio colposo plurimo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Sores e 3 vigili del fuoco, che sono le figure che hanno gestito la tempistica e la modalità degli interventi. Quel giorno Patrizia Cormos contattò il 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, il 112 smistò la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco, dove i 3 operatori indagati, dopo aver parlato con la ragazza, chiesero alla centrale Sores l'intervento dell'elicottero. Tutto ruoterebbe sulle tempistiche di intervento del mezzo aereo richiesto dalla Sores. Sembrerebbe che la decisione di far alzare in volo l'elicottero Drago da Venezia sia stata presa perché l'elisoccorso del 118 in quel momento era già impegnato in un altro intervento. Purtroppo l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco arrivò sul posto quando era ormai troppo tardi. I 4 indagati sono stati raggiunti da un invito a comparire in procura per essere interrogati. I legali Maurizio Miculan e Stefano Buonocore, rispettivamente difensori dell'operatore della Sores e di 2 dei vigili del fuoco indagati, annunciano che i loro assistiti non si presenteranno all'interrogatorio e tutto sarà rimandato alla fase successiva alla chiusura delle indagini, quando gli avvocati potranno accedere agli atti del fascicolo e agli elementi in mano alla procura che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati. Al momento sembrerebbe tutto basato sulle registrazioni delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i soccorritori nelle sale operative e sulla relazione dei carabinieri. La chiusura delle indagini sarebbe in
imminente, considerato che gli indagati sono stati invitati a comparire entro questa settimana e che la convocazione degli stessi di solito è un passaggio che anticipa di poco la chiusura delle indagini e il passaggio alla fase successiva. No, questo è Trieste. Allora, eccoci qui di nuovo. Prima di proseguire con la cronaca, ringrazio l'avvocato Alessandra Nava, buongiorno, buongiorno, perché l'abbiamo salutata anche stamattina durante la nostra straordinaria. Arrivata proprio da Venezia, aveva un procedimento nelle aule vicine, no? A quella in cui, accanto. Ecco, in quella in cui si svolge il processo Turetta, e qualcosina abbiamo già detto. Avvocato, intanto che impressione ha avuto anche di questa mattinata lì, del clima che si respirava a Venezia? Beh, allora, certamente questo è un caso che ha richiamato moltissima gente, anche diciamo comune, cittadini comuni che insomma con la loro presenza magari pensano di manifestare più concretamente la solidarietà alla famiglia. Certamente il richiamo anche per i media è stato grande, insomma io poche volte non ricordo di aver visto così tanti operatori, insomma giornalisti in un processo in zona, ecco, quindi questo certo crea anche una certa, diciamo, apprensione rispetto poi a quella che sarà la decisione della Corte d'Assise all'esito della Camera di Consiglio, nel senso che poi ci sono naturalmente anche gli umori diversi, perché ovviamente la famiglia, anche i difensori di parte civile, insomma diciamo un po' anche la società in genere, ecco, si aspetta un determinato risultato. Poi d'altro canto c'è anche la difesa dell'imputato che ha lavorato perché venissero riconosciuti anche determinate situazioni, anche dei benefici, insomma, come è noto per Turetta, e quindi ovviamente queste sono sempre delle ore molto difficili da sopportare anche per i difensori, sono ore piene di ansia, ecco, perché ti fai anche delle domande, ti chiedi se hai fatto tutto quello che dovevi, pensi se non hai tralasciato qualcosa, e poi ovviamente le aspettative a seconda delle parti sono diverse. Senta avvocato, secondo lei ci sono dei margini per ragionare sulla premeditazione, che poi è l'elemento dirimente, no? Certo. Rispetto all'ergastolo? Ma io sinceramente ho avuto occasione di leggere qualche passaggio della difesa rispetto appunto a questa aggravante che, come sappiamo, sposta e non di poco i termini sanzionatori. Ecco, è evidente che l'avvocato, il professore Caruso, che peraltro è persona di esperienza, insomma, immagino e ritengo, dopo quello che ho letto, che non è che abbia discusso sulla premeditazione soltanto, come si dice, per dovere difensivo. Ha portato avanti delle argomentazioni che adesso dovranno essere valutate dalla Corte, e dopodiché il dispositivo della sentenza di oggi non è che ci darà poi contezza di tutto, perché come è noto verrà soltanto indicata quale sarà la pena, ma le motivazioni saranno conosciute poi, insomma, nei termini che la Corte indicherà per il deposito della sentenza. Questo lo dico perché purtroppo noi possiamo ragionare in questo momento e quando ci sarà poi il dispositivo soltanto in termini ipotetici, perché poi bisognerà leggere le motivazioni. La sentenza è come un puzzle, quindi bisogna vedere se tutti i pezzi sono andati al loro posto, e soprattutto il puzzle dovrà reggere anche ad alcuni scossoni, perché quando poi verrà pubblicata la sentenza, la Corte avrà poi motivato su ogni passaggio, quindi anche sulla premeditazione. Sarà una valutazione che poi dovrà eventualmente, se venisse riconosciuta, dovrà reggere al vaglio anche di un secondo e chi lo sa terzo grado di giudizio. Quindi ecco, questo è un primo step, diciamo, importantissimo soprattutto per la famiglia, perché insomma io mi sono occupata di casi che riguardano sempre purtroppo la morte di qualcuno, e so che per la famiglia, soprattutto il processo di primo grado, è veramente molto difficile
da affrontare, perché poi in appello diciamo la dinamica è diversa, però il processo di primo grado ha molte aspettative, qualche volta le delude, insomma bisognerà capire poi cosa la Corte non è facile ritenuto. stare da nessuna delle due parti, no? No, non è assolutamente facile. In questo momento davvero è un momento che anticipa poi per un certo qual senso anche una fase liberatoria, diciamo. Ecco. E a quel punto bisognerà anche poi fare i conti con quello che resta di tutta questa vicenda e di questo giudizio di primo grado, perché insomma, ecco, da domani in poi, se oggi si concluderà, perché insomma la Corte potrebbe anche decidere di non avere gli elementi sufficienti per giungere ad una sentenza, questo insomma è nella disponibilità dei giudici, non si sa mai, ecco. Però se oggi si dovesse concludere, certamente questa prima fase in un certo qual modo rappresenterà, a secondo di chi riterrà di aver avuto piena soddisfazione oppure no, per quanto qui naturalmente neanche i familiari potranno avere una piena soddisfazione. Qua parliamo soltanto tecnicamente di una sentenza, ma poi la morte così diciamo cruenta di una ragazza non dà mai soddisfazione effettivamente, ecco. Quindi in ogni caso è un capitolo che si chiude dal punto di vista processuale. Certamente non credo che questo appagherà in ogni caso la famiglia di Giulia, sicuramente lascerà molto prostrata anche quella di Turetta, ma insomma è nell'ordine delle cose. Certo, sì. Ma infatti lo vediamo, no? L'abbiamo visto anche con Impagnatiello l'altra settimana, non si tratta giustamente di soddisfazione, si tratta di non sentirsi da parte dei familiari, parliamo di quello che è il ragionamento naturalmente delle vittime e magari anche dell'opinione pubblica che necessariamente dalla parte delle vittime si mette, di non sentirsi subire un'ingiustizia per la seconda volta, ecco, mettiamola così. Certamente. Perché nel caso contrario sì, poi c'è ovviamente reazione, magari è chiaro che abbiamo sentito anche, devo dire, sempre con grande sobrietà esprimersi i familiari. L'unico momento in cui Gino Cecchettin l'altra settimana, ma da papà lo possiamo anche capire, sì. Insomma, tanto più che oggi c'è stata una stretta di mano con l'avvocato Caruso, certo. E sicuramente vis-à-vis si sono compresi, insomma, no? Ecco, tra persone di buona volontà, però chiaramente da parte loro può venire di tutto, ma in generale c'è una sobrietà, dobbiamo dirlo, sia delle parti in causa, sì. La famiglia, eccetera, sia dei legali davvero, insomma, che dà un buon esempio secondo me questo processo, ecco, c'è stata grande sobrietà. Sì, è evidente che nel momento in cui l'avvocato difensore deve svolgere appieno il proprio dovere, che è quello anche di attingere dal nostro ordinamento, se vogliamo anche dalla nostra Costituzione, tutti quegli elementi che possono servire comunque per il proprio assistito, questo inevitabilmente può non essere, diciamo, gradito, insomma, a chi si trova dall'altra parte. D'altro canto il nostro è uno Stato di diritto, per fortuna è uno Stato di diritto, e quindi è il diritto che dovrà in maniera diciamo libera da qualunque condizionamento e essendo i giudici chiamati a decidere e a valutare tutti i fatti, tutte le circostanze, e se vi fossero anche le attenuanti, questo lo valuteranno naturalmente in Camera di Consiglio, lo farà attingendo dalle norme che noi abbiamo, per le quali abbiamo molto combattuto, voglio dire, per essere uno Stato garantista di diritto. Poi ovviamente bisogna anche tener conto del fatto che qua siamo tutti esseri umani e quindi può anche capitare che si incorra in alcuni errori, insomma, ecco. Certo, poi tra l'altro si diceva prima con la sua collega Salvalaggio, c'è anche magari è una variabile la presenza di giudici popolari? Ma come è noto, la collega sicuramente lo avrà probabilmente esplicitato, la presenza dei giudici popolari in determinati reati, che sono quelli appunto nei gravissimi, per i quali anche diciamo, l'aspetto del cittadino viene preso in considerazione, la sua
la sua sensibilità, ecco, viene presa in considerazione e proprio si richiede che compongano le corti per dare il senso che in alcuni casi, come questo degli omicidi aggravati, ci sia in un certo qual modo anche il mondo, la società che dica la sua rispetto ad un fatto molto grave, rispetto a quella che viene considerata la pena più giusta, quella che per la società è la pena che deve essere proporzionale alla gravità di quanto avvenuto. Quindi la presenza dei giudici popolari è importantissima, la presenza dei giudici togati è quella che in un certo qual modo riesce a dare equilibrio a questi eventi, nel senso che ovviamente non possono essere decisi soltanto sull'onda emotiva o del condizionamento, diciamo anche mediatico, ma devono essere decisi anche sulla base delle nostre leggi. Quindi la garanzia che noi abbiamo nel nostro ordinamento è data anche dalla presenza e soprattutto dalla presenza dei giudici togati. Certamente. Allora, Avvocato, noi andiamo qualche altro minuto in pubblicità, torniamo tra poco e poi verso la fine di questa diretta, ma attenzione che poi riprenderemo naturalmente con la diretta in vista dell'uscita dalla Camera di Consiglio della Corte intorno alle 14:45, quindi non perdetevi naturalmente anche quel momento se avete seguito poi questa lunga diretta per capire quella che sarà poi la decisione. Pubblicità e poi torniamo con le ultime battute. Proseguiamo con la nostra prima edizione, vi ricordo che andremo avanti fino alle 13:30, poi ci sarà una pausa e riprenderemo la diretta dalle 14:45 perché dopo le 15 è prevista l'uscita dalla Camera di Consiglio della Corte che sta decidendo sulla condanna a Filippo Turetta in tribunale a Venezia, per cui ultime notizie di cronaca. Torniamo sul ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che proprio a Venezia ha incontrato il presidente ieri del Veneto Luca Zaia con una visita in cui ha voluto sottolineare la forte sinergia tra il Veneto e il governo centrale e ha poi partecipato al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura proprio per fare il punto sugli episodi di cronaca in Laguna e in terraferma. Allora, riunione molto proficua come sempre avviene da queste parti. Abbiamo fatto un'analisi della situazione che sicuramente è impegnativa, anche se per carità insomma, ci siamo compiaciuti del fatto che il sistema di sicurezza territoriale è tale che anche episodi molto gravi come quei 2 omicidi successi di recente fa sì che poi almeno in una fase successiva vengano gli autori quasi nell'immediatezza, insomma in poco tempo assicurati alla giustizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul tema della sicurezza in città ha riconosciuto la complessità della situazione a Venezia, ma ha sottolineato l'efficacia delle risorse statali nel risolvere i recenti omicidi. Durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Piantedosi ha discusso di piano per la sicurezza nella stazione di Mestre e di misure contro i borseggi. Ha sottolineato l'importanza del contributo delle forze armate nel progetto Strade Sicure, annunciando allo stesso tempo l'arrivo di 120 nuovi agenti delle forze dell'ordine tra dicembre e gennaio. Qui tra dicembre e gennaio ci sarà un'immissione di nuove risorse, circa 120 unità di personale tra le 3 forze di polizia destinate proprio all'area metropolitana di Venezia. Chiaramente è solo uno step legato al momento temporale di cui stiamo parlando, ma proseguiremo anche l'anno prossimo insomma, su questo sostegno a quelle che sono il turnover, il ringiovanimento degli organici un po' su tutto il territorio nazionale. Il ministro ha dichiarato che il modello delle K-Box per l'alloggio dei turisti è da superare. A noi interessa l'effettività dell'accesso, cioè non assecondare meccanismi che di fatto possono creare un'elusione della norma che prevede che chi accede a strutture alberghiere debba essere compiutamente identificato. Riguardo agli ultimi scontri con le forze di polizia durante lo sciopero a Torino, Piantedosi ha cercato di stemperare gli animi. L'esercizio del diritto di sciopero è una delle più nobili garanzie, insomma, diritti. E il sindaco di Venezia, Brugnaro, ha espresso soddisfazione per l'incontro col ministro Piantedosi. Ho chiesto delle cose specifiche in più
per cui il comando dei lagunari, come ho già detto più volte, e anche qui ci sarà l'interessamento del ministro presso il ministro Crosetto, ma penso insomma che Strade Sicure già oggi si è spostata verso i lagunari e sarà gestita proprio dal comandante dei lagunari, ma poi anche ho chiesto qualche turno in più di servizio e ho chiesto più uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza, mi sono stati accordati. Il sindaco Luigi Brugnaro ha espresso soddisfazione per l'incontro con il ministro degli interni Piantedosi, durante il quale sono state accolte le richieste per migliorare la sicurezza a Venezia, sia in laguna che in terraferma. La conferma della presenza dei militari del progetto Strade Sicure a supporto delle forze dell'ordine è stata particolarmente apprezzata, soprattutto dopo l'intervento decisivo dei lagunari nella recente rissa a Marghera, che è costata la vita ad un 41enne albanese, ma le richieste e le promesse non sono finite. Possiamo già dire che nel corso del 2025, già i primi mesi, arriveranno circa 150 uomini, insomma, ovviamente nel corso dei mesi del prossimo anno, per cui persone in più, una parte che vanno a sostituire il pensionamento, però sicuramente una parte abbondante, invece facendo i calcoli di quanti vanno in pensione, saranno in più rispetto alle forze dell'ordine, e questo darà una mano anche a poter fare qualche servizio specifico appunto in aggiunta. Da Venezia a Vicenza per parlare di disabilità e barriere architettoniche in città, perché oggi c'è stata la passeggiata empatica degli assessori comunali che proveranno cosa significa passeggiare per la città in sedia a rotelle. Per noi Daniele Garbine e Simone Squarcina con gli assessori comunali Matteo Tosetto e Isabella Sala. Vediamo. A Vicenza si parla di empatia, che è quella qualità nell'uomo che è in qualche modo immedesimato nei problemi, nelle emozioni, soprattutto nelle situazioni dell'altro, che sia un essere umano o sia anche un animale. In questo caso si parla di disabilità, i problemi che i disabili hanno nell'affrontare la vita quotidiana a Vicenza. Com'è l'assessore al Comune di Vicenza Matteo Tosetto alle politiche sociali? Buongiorno a tutti. Ed è in possesso di una maschera in questo momento sulla fronte, perché stanno per partire le passeggiate empatiche, per cui l'empatia è proprio questo. La prova che con l'associazione che è alle spalle dei volontari che desiderano mettersi dalla parte di chi ha difficoltà, in questo caso visive da parte dell'assessore, altri invece motorie con le carrozzelle, affronteranno un percorso. Ecco, mi spiega questo senso, lei è già pronto proprio per partire? È un'iniziativa che si è pensata insieme a tutte quelle realtà del territorio, comprese quelle associazioni di familiari di persone con disabilità del tavolo permanente del Comune di Vicenza, un'iniziativa rivolta proprio a far capire anche alle altre persone che cosa significa avere una disabilità. Quindi alle nostre spalle vediamo persone in carrozzina, vediamo persone non vedenti, vediamo persone con delle disabilità anche psichiche, proprio perché nel quotidiano comunque queste persone hanno delle difficoltà. Quindi noi oggi, ci sono diversi amministratori insieme a me, proveremo l'esperienza di percorrere il centro storico. Io ad esempio proverò l'esperienza di un non vedente. Allora, è proprio sull'esperienza è il cambio di passo, insomma, perché al di là di tante parole, la demagogia è proprio fare esperienza di una disabilità che può cambiare radicalmente anche punto di vista. Ecco, ci saranno delle conseguenze, assessore, magari a seguito di questa esperienza che farete, proprio anche come politici, come amministratori, e magari porteranno dei risultati, dei cambiamenti o inizieranno? Ma l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di inclusione, cioè l'inclusione è importante soprattutto per le persone con disabilità, che devono assolutamente vivere normalmente la loro vita nel quotidiano. Quindi l'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e anche quello di sensibilizzare noi amministratori su una maggiore accortezza rispetto ai nostri provvedimenti. Certamente una delle questioni importanti è quelle che stiamo seguendo insieme anche ai lavori pubblici, quello che è il piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche. E con la cronaca restiamo a Vicenza, perché un 27enne è stato arrestato per aver aggredito la polizia e prima la madre, che gli aveva negato di assumere alcol visto il suo stato di alterazione. Lo scrive l'ANSA. Gli agenti erano infatti intervenuti in un appartamento in città dove era stata segnalata una lite. Una donna e il compagno hanno riferito ai poliziotti dell'atteggiamento particolarmente aggressivo del giovane e al rifiuto della madre di concedergli delle bevande alcoliche l'aveva strattonata per i capelli. Parliamo di un uomo di 27 anni, evidentemente alterato, che ha opposto resistenza anche alle forze dell'ordine, iniziando a strattonare e a prendere a calci anche i poliziotti. Hanno usato lo spray al peperoncino per fermarlo ed è
stato portato in questura e arrestato. Sempre di più purtroppo di queste situazioni di degrado e di conflitti pesanti. Allora Alessandra Nava, torniamo sul caso Turetta, sentiamo il punto in diretta dal nostro Christian Arboit e poi un po' i commenti, le ultime battute finali, perché sospendiamo per circa un'ora fino alle 14:45 e poi riprenderemo con la nostra diretta in attesa della sentenza. Christian. Sì, Lina, buongiorno di nuovo. Chiaramente qui a Palazzo di Giustizia l'atmosfera è come sospesa, si attende il verdetto della Corte d'Assise di Venezia, lo ricordo, 2 giudici togati, il Presidente, la giudice a latere e 6 giudici popolari. Sono riuniti in Camera di Consiglio da questa mattina più o meno alle 9:45, immaginiamo siano ore di profonda riflessione. Del resto la vicenda umana, processuale di Giulia Cecchettin è appunto una vicenda che scuote le coscienze, ma allo stesso tempo, come dicevamo anche questa mattina, parliamo di un caso specifico, quindi parliamo di Filippo Turetta e quindi di giudicare Filippo Turetta e non il fenomeno dei femminicidi e della violenza di genere, che è un po' il leitmotiv di queste settimane qui in Corte d'Assise. Quindi un conto la vicenda di Giulia Cecchettin, un altro quello che ha rappresentato per l'opinione pubblica. Questa mattina alle 9:35 l'ultima udienza è iniziata, nessuna controreplica da parte del PM, quindi il PM non ha aggiunto nulla al quadro emerso, tratteggiato lunedì scorso 25 novembre. In questa maniera non sono intervenuti nemmeno le parti civili, l'avvocato Stefano Tigani, Nicodemo Gentile, Piero Coluccio, Antonio Cozza, che rappresentano i familiari di Giulia Cecchettin. Quindi nessuna controreplica da parte loro, né tantomeno c'è stata una controreplica da parte della difesa rappresentata da Giovanni Caruso, che abbiamo sentito stamattina più volte, è stato molto disponibile nei nostri confronti. Giovanni Caruso, che ha deciso di non sottoporre a spontanee dichiarazioni il proprio assistito Filippo Turetta. Questa mattina sui giornali, e non solo sui giornali, si parlava di una possibile dichiarazione di Filippo Turetta, dichiarazione che non c'è stata, quindi è stata veramente un'udienza lampo, giusto il tempo di riunire il giudice collegiale e di riunirsi in Camera di Consiglio. Chiaramente nessuno mette in dubbio che ci sarà una sentenza di condanna, resta da capire che tipo di condanna sarà. Ergastolo lo capiremo soltanto dopo le 3. L'accusa è quella di omicidio volontario, 3 le aggravanti che potrebbero quindi costare l'ergastolo a Filippo Turetta. Lo ricordiamo, la premeditazione, che è quella principale, la crudeltà, lo ricordiamo, 75 le coltellate inferte sul corpo della povera Giulia, di cui 25 tra la mano e il braccio, che stanno a significare una difesa strenua da parte di Giulia, e lo stalking, questa ossessione, così è stata definita da più parti, che Turetta nutriva nei confronti della sua ex fidanzata, uno tsunami davvero di emotività, di messaggi anche molto violenti. Insomma, questo si deve decidere. L'ergastolo che l'avvocato della difesa Giovanni Caruso ha definito una pena degradante e inumana, però appunto è chiaro che bisognerà capire quale sarà l'intendimento del giudice collegiale. Fino a questo momento Gino Cecchettin non ha parlato e ve lo abbiamo proposto lo zio Andrea Camerotto,
abbiamo tentato di avvicinare anche la nonna Carla Gatto, ma anche nonna Carla probabilmente parlerà soltanto una volta che il giudice avrà emesso la propria pronuncia. Quindi noi rimaniamo qui chiaramente e trasmetteremo in diretta la sentenza della Corte d'Assise di Venezia. Con Simone Merlo per il momento è tutto. Lina, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit e Simone Merlo. Allora attendiamo anche noi come tutti un'atmosfera sospesa, diceva il collega, no? Non è facile neanche, diceva, sopportare questo peso. Sono minuti veramente molto drammatici, come detto, da ambedue le parti, quindi bisognerà mantenere anche i nervi saldi e cercare, insomma, di raccogliere la sentenza di primo grado col giusto equilibrio, ecco, da ambedue le parti, perché poi si rischia magari anche di lasciarsi andare a delle dichiarazioni che possono anche non essere, diciamo, rispettose reciprocamente delle parti, ma insomma io penso che le persone che si sono occupate di questo processo dal punto di vista difensivo, tanto più per carità anche la Corte di Assise, siano delle persone assolutamente equilibrate. Sono contenta di aver letto che c'è stato, diciamo, questo gesto, insomma, di ritrovata, diciamo, armonia, se così possiamo dire, tra Cecchettin e il collega difensore, perché poi, insomma, la difesa fa il suo lavoro. Purtroppo qualche volta non piace ascoltare, insomma, la ringa difensiva, però bisogna sempre, ecco, valutare che in quel momento si sta svolgendo un compito e quindi bisogna avere il giusto rispetto naturalmente per tutte le parti in causa. I familiari delle vittime naturalmente devono essere poste in cima a questa lista. Ne sono sicura che non c'era nessun intento da parte del difensore, ecco, di dare questo dispiacere alla famiglia Cecchettin. Sì, quindi poi insomma una cosa sono i dialoghi tra avvocati, tra addetti ai lavori, una cosa è lo scopo di un papà. Cose che poi, insomma, magari chi non è avvezzo alla terminologia giuridica, certo, possono anche lì per lì destare stupore, però poi basta capirsi e chiarirsi, insomma. Avvocato, in quanto trevigiana, adesso le sottopongo un'altra notizia, così chiudiamo con altra cronaca. Picchia il compagno di scuola e diffonde il video sui social. Se la regia cortesemente può mostrare questo frame siglato polizia. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un nuovo ammonimento per bullismo nei confronti di un ragazzino di appena 15 anni, residente in provincia, responsabile, lo vedete, di un'aggressione ai danni di un coetaneo, un compagno di scuola. E altro fenomeno, purtroppo, no, avvocato, che si diffonde, sì. E però anche questo strumento dell'ammonimento nei confronti dei minorenni, guarda, si sta... È veramente un dispiacere vedere anche scene di questo genere. Io ho un procedimento analogo, forse, adesso non conosco nel dettaglio questo, forse anche più grave, perché il figlio di alcuni miei assistiti, insomma, è stato oggetto di bullismo ripetutamente negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico. Siamo arrivati al punto che i genitori hanno dovuto accompagnarla a scuola, non era possibile per il ragazzo prendere i mezzi pubblici perché veniva ripetutamente bullizzato da compagni di scuola e anche di istituto. Quindi questa situazione davvero sfugge di mano. Peraltro, naturalmente, le denunce che sono state sporte dai familiari e che abbiamo cercato in qualche modo un po' di attenzionare alla procura presso il Tribunale dei minorenni sono comunque degli strumenti che ovviamente hanno una tempistica che non viene compresa dai familiari dei ragazzi che vengono bullizzati e che quindi tante volte purtroppo si ha l'impressione che la legge non garantisca adeguatamente anche i nostri ragazzi. Questo è molto grave e purtroppo, naturalmente, sappiamo bene che gli strumenti giudiziari sono un po', diciamo, penalizzati dalle varie carenze che ci sono amministrative e quant'altro, però
oggettivamente il fenomeno adesso ha raggiunto anche un livello per il quale sono inaccettabili scene di questo genere, ma io sia per i femminicidi che per queste vicende continuo a dire che la risposta adeguata non è aumentare le sanzioni. Aumentare le sanzioni, abbiamo visto negli ultimi anni, non serve a nulla. Bisogna partire da un movimento culturale che inizi dalla scuola primaria, perché se non si agisce sull'educazione e sulla cultura, noi purtroppo temo non ci libereremo facilmente da episodi così gravi che iniziano da quando i ragazzini hanno 15 anni e quando arrivano a 25 possono anche comportare degli avvenimenti drammatici. Quindi dobbiamo lavorare sulla cultura, sull'educazione fin dalla scuola primaria. Sì, in assoluto, anche perché appunto rispetto al passato, allora qualche scazzottata in passato ci poteva anche essere, ma qui spuntano coltelli e soprattutto si postano questi video sui social che poi hanno una diffusione velocissima. L'utilizzo dei social è ormai veramente anche quella una grossa problematia. Andrebbe vietato secondo lei ai minori? Ma in Europa ci stanno anche pensando, no? Sì. Ecco, mi sembra che sia in Australia che c'è un progetto di legge, ecco, che lo limita. Beh, insomma, probabilmente fino ad una certa età è anche vero che non si comprende anche la gravità dell'azione, quello di postare insomma questi video che poi in maniera emulativa vengono anche guardati per poter a sua volta agire nella stessa maniera, poi vengono rimbalzati sulla rete e creano veramente grande difficoltà. Io non so se voi ricordate, ma ormai sono passati più di 10 anni, noi abbiamo avuto anche un caso qui a Treviso molto grave, all'epoca ancora una legge non era al passo, diciamo, con i tempi, con l'utilizzo dei social, ma un ragazzo che è rimasto un po' anche nel mio cuore, per quanto era un ragazzo gentile, affabile, e questo lo ha reso anche più debole di fronte a episodi di bullismo a scuola. Poi purtroppo è morto in circostanze un po' dubbie, perché insomma ha avuto un incidente stradale, si è schiantato contro un muro e non c'erano segni di frenata. Quindi bisogna sempre tener conto che vi sono delle situazioni di debolezza psicologica che possono essere anche motivo di approfittamento e che possono condurre poi a gesti estremi. Quindi bisogna essere attentissimi. Anche qui penso che il compito dei genitori o degli educatori a scuola sia fondamentale, perché anche lì purtroppo è una delle attività che dobbiamo imporci, cioè quello di controllare assolutamente i nostri figli, certo, e captare ogni segnale di pericolo o di rischio e quindi cercare di intervenire tempestivamente. Avvocato, allora noi chiudiamo, allora ricordiamo, eccolo qua, in sovraimpressione il sondaggio che vi proponiamo oggi, potremmo far rispondere anche l'avvocato Nava, ma le risparmiamo la politica per oggi. Prorogare il mandato di Luca Zaia fino a marzo 2026? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Come sempre lo sapete, al ring questa sera l'esito del sondaggio. Stasera con Ferdinando Avarino ospiti saranno dalle 21 Roberto Marcato della Lega, Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Fabrizio Boron di Forza Italia, Vanessa Camani del Partito Democratico. Dalle 21 il titolo eloquente è chi è con Zaia e chi no, poi dalle 22:20 si tornerà invece a parlare di cronaca con la collega che in questo momento è in tribunale a Venezia, Ilaria Marchiori, e con lo psicoterapeuta Mirko Casteller e l'avvocato Maurizio Paniz. Vi ricordo che dopo di noi andrà in onda il documentario Borgo Italia. Io ringrazio davvero della disponibilità come sempre l'avvocato Alessandra Nava e buon lavoro, perché mi pare che sia sempre davvero super occupata. Oggi l'abbiamo vista prima a Venezia e poi qui. Sì. E noi ripartiamo dalle 14:45
ve lo ricordo ancora, per il pronunciamento della sentenza, ne stiamo parlando da stamattina alle 9:30, la Corte è in Camera di Consiglio nei confronti di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Grazie a Francesco Cerone e Alberto Pivetta in regia, ci rivediamo tra poco più di un'ora.